Buonasera, bentrovati a questo secondo incontro del ciclo di lezioni sull'edilizia storica di Venezia. Chi c'era la volta scorsa, la settimana scorsa, ha avuto modo di comprendere che il programma è articolato, andremo avanti più o meno fino a febbraio. Si è cercato, lo ripeto per quanti non c'erano, di disarticolare le case, le fabbriche veneziane nelle loro componenti costruttive per darci un ordine, ma anche per fissare delle tematiche che hanno una relativa autonomia. La logica di questo ciclo di lezioni che mette insieme, lo ricordiamo, architetti, quindi professionisti, artigiani che sono veri promotori di questa iniziativa, ma anche tecnici e funzionari della soprintendenza, oltre che studenti dello UAV che ringrazio per la loro attenzione. La logica, dicevo, è quella di combinare una parte descrittiva relativa alla conoscenza del carattere costruttivo, sia esso legato alla muratura, alle fondazioni, agli intonaci, eccetera, e il modo con cui noi dovremmo intervenire su queste componenti, con la finalità di conservarne il carattere, la natura, lo spirito, ma anche il comportamento strutturale, che è del tutto peculiare a Venezia, forse più che in altri contesti, per la severa sfida che questo sito ha posto ai costruttori della prima ora. Qui con noi oggi siamo onorati di avere l'architetto Doglioni, già docente di restauro dell'Università UAV di Venezia, che ha svolto nella sua carriera numerosi studi e ricerche a tutto campo sulla disciplina del restauro, occupandosi di eventi sismici come quello del terremoto del Friuli, di lettura stratigrafica, di approccio nella lettura del dissesto e del degrado, ha studiato e operato sul Palladio e per quanto ci riguarda, più nello specifico, ha dato un'accelerata significativa, che mi permetto di dire in gran parte insuperata, sulla conoscenza proprio del comportamento strutturale delle case di Venezia, della concezione strutturale. E quindi questo contributo in modo eccezionale rispetto agli altri non avrà una parte di intervento, perché questi interventi si potranno leggere nelle lezioni successive, ma si concentrerà in particolare sul come è fatta l'architettura veneziana, sul come si comporta e sul flusso del suo comportamento, che nel tempo ha dimostrato di essere efficace. Pertanto, ringraziandolo nuovamente, gli cediamo la parola. Grazie. È un grande piacere e un onore per me essere qui. Ringrazio Francesco Trovò, Antonio Girello e Enrico Vettore per l'organizzazione di questo ciclo di incontri. E per parte mia affronterò questo tema un po' difficile come titolo, ma cercando di dargli una concretezza che tutto sommato abbiamo ricercato all'interno di questo libro. È un libro realizzato ormai 13 anni fa, 2011, in cui abbiamo cercato di lavorare su questo nesso. A Venezia, forme della costruzione, forme del dissesto. Venezia. Dobbiamo renderci conto subito, e lo dico da terrafermiero, che Venezia è un luogo con un endemismo pronunciato e assolutamente particolare. È un luogo in cui bisogna entrare con assoluta umiltà, perché è diverso dagli altri. È diverso il modo di costruire, è diverso il modo di rapportarsi con l'ambiente, sono diverse le culture tecniche, e questo è qualcosa di consolidato, risaputo, ma mai abbastanza,
a nostro avviso indagato. Abbiamo cercato di indagarlo con un gruppo di ricerca, mi è caro far vedere il nostro gruppo di ricerca schierato nel giardino di Palazzo Badoer, Giorgio Ottaviani, il sottoscritto, Claudio Menichelli, Giulio Mirabella Roberti, Luca Scappin, Michele Bondanelli, Paolo Scassina e Francesco Trovò. Quindi una ricerca, un gruppo di ricerca che ha lavorato con lo UAV, ha lavorato con Corila, Consorzio Ricerche Lagunari, che quindi ha come dire, investito su questo studio una componente, diciamo così, fondativa, perché, diciamocelo francamente, Venezia è studiata, è conosciuta, è ammirata per le grandi fabbriche, un po' più vicino, per le grandi fabbriche, per i monumenti, per l'ambiente così genericamente considerato pittoresco, ma è relativamente poco conosciuta proprio nei suoi aspetti costruttivi più diffusi, più minuti, che sono al tempo stesso i più particolari. La consapevolezza di questo ci ha portato a, diciamo, diramare lo studio, a cercare di articolarlo. L'abbiamo fatto noi personalmente, ciascuno di noi personalmente, attraverso tirocini, tesi di laurea, studi dei nostri corsi. Venezia è un posto straordinario in cui andare a esplorare la città con i propri studenti, perché appena esci fuori dall'aula trovi delle cose che non troveresti da nessun'altra parte al mondo, e questa cosa continuo a trovarla entusiasmante. So che Mario Piana la settimana scorsa ha parlato di temi affini, so che ha parlato ad esempio della costruzione lignea di Venezia, del suo nascere di legno e del suo tramutarsi in città di pietra nel senso di pierre alla veneziana, mattoni soprattutto. Le memorie di questo le troviamo ancora nel De Barbari. Se andiamo a cercarle con cura, vediamo che questa è una casa struttura lignea, vediamo che questa è una casa struttura lignea, vediamo che questo non è un muro di cinta in mattoni, è un muro di cinta in legno. Quindi nel 1500 c'erano ancora costruzioni di questa natura a Venezia, erano rare, però Vladimiro Dorigo ci dice che nei primi secoli, dopo il 1100, 1200, fino al 1200 inoltrato, la costruzione lignea era assolutamente prevalente a Venezia, in termini quantitativi, in termini assolutamente preponderanti, e nel corso del 200 avviene invece l'inversione. Le costruzioni da lignee diventano murarie. Cosa significa questo? Significa una serie di cose. Ovviamente una delle spinte viene data dai grandi incendi che si susseguono nel Medioevo, tra il 1100, soprattutto tra il 1100 e il 1200, e che portano a distruzioni immani nella città. La città lignea viene percorsa da incendi, e quindi il mutare la costruzione diventa progressivamente importante, anche perché Venezia comincia a diventare un centro di grande sviluppo commerciale, richiede quindi edifici più alti, edifici più importanti. Ecco, rimangono tracce di questo a Venezia? Francamente poche, pochissime, però quando uno va in giro e vede una cosa del genere dice: questo non è un edificio che è nato in muratura, questo è un diritto che è maturato con una costruzione in legno o sbalzo e che poi è stata tradotta in muratura. È un'illazione? Sì, è un'illazione, però chi è che costruisce una cosa così? Non c'è molto nesso, se non legandolo ad un modo costruttivo diverso. Devo dire che in molte altre città, ad esempio a Milano è una città che rimane di legno per lunghissimo tempo, si ritrovano, ad esempio nel tetto di San Simpliciano, a Milano ci sono i legni delle case di legno medievali di Milano, reimpiegati lì. A Venezia non ne ho visto uno. E ho girato cantieri, ovviamente spero di essere smentito, abbiamo guardato in giro, così come è difficilissimo trovare elementi che vengano dall'Arsenale. A Genova ci sono colmi del tetto fatti con i pennoni delle navi. A Venezia chi li ha mai visti? Cioè è come se ci fosse una qualche strana impermeabilità tra queste cose. Però, se mi permettete, e se ci riesco a leggere perché è molto piccolo, vorrei leggervi un passaggio di Gianfranco Caniggia, che studia Venezia, studia il tessuto di Venezia e ne dà questa interpretazione. Certo è
che le più antiche costruzioni di Venezia, che oggi vediamo, hanno alle spalle una maturazione di tipo edilizio antecedente alla struttura muraria poi raggiunta. È lignea la stessa logica della parete sottile, i mattoni connessi alla gotica, ossia posti in alternanza di filari tali da rendere la muratura tutta connessa e collaborante, lontana dalla logica del doppio paramento lapideo riempito di pezzame poco coerente, che vediamo nelle aree di lunga tradizione muraria. E il medesimo mattone cotto in generale deriva dall'affinamento tecnico del mattone crudo, a sua volta derivato dall'argilla gettata e impastata con paglia a coprire gli interstizi del traliccio di pali e legamenti. Eppure il portato ligneo l'assenza di risalti, di spessimenti, l'involucro veneziano continuo è un palese sostituto di un involucro altrettanto continuo e sottile, a fitto traliccio, concluso d'argilla e via. Cioè dice che la struttura veneziana, il modo con cui sono tessuti gli edifici, costituisce la memoria nei lotti, nelle configurazioni, nella lunga, diciamo così, nella pronunciata lunghezza dei lotti, qualche cosa che ha il proprio ascendente nelle proprietà, nella struttura costruttiva propria della costruzione lignea. I muri sono dritti perché, qui vi dico un'esperienza che ho fatto in altro luogo, ad esempio Parma, dove ho avuto modo di studiare molte case del centro storico. A un certo punto nei borghi, soprattutto nei borghi tardo medievali, hanno cominciato ad uscire strani elementi lignei che uno alla volta diceva sarà un pezzo di legno perso nella muratura, poi li guardi meglio e ti rendi conto che invece sono quello che resta di case tralicciate, fino al punto in cui trovi una cosa del genere, che per me è stata sorprendente. Quello che era la trave, il pilastro angolare di fondo di una costruzione gotica che viene inglobato nella muratura che viene ampliata, e incidendo la trave, il pilastro gotico, gli si lancia l'imposta di un arco gotico in muratura. È la transizione da legno a muro, secondo me assolutamente chiara, una cosa di questo genere. A Venezia non l'abbiamo trovata. Perché? Gli archeologi forse qualcosa potrebbero dirci di più, anzi dovrebbero dirci qualcosa di più, ma penso che sia un tema tutto da studiare. Ecco, questa è un'idea di un fotomosaico di una di queste case a schiera in cui vediamo gli elementi, gli orizzontamenti, i pilastri, ma vediamo anche le sostituzioni murarie che tengono conto dei pilastri che non ci sono più. Quindi è una sostituzione progressiva. A Venezia probabilmente è avvenuto qualcosa del genere, forse in modo più radicale, più sistematico. Lascio qui questo tema, che però è uno degli elementi cromosomici importanti di Venezia, che vanno, come dire, tenuti presenti, perché sono alla base della sua stessa struttura e morfologia urbana. Per finire questo tema, questa è una casa in una zona fluviale della Croazia, che è una casa in legno del Novecento, con una base in mattoni che assomiglia stranamente a alcune cose che vediamo nel De Barbari, e la cosa divertente è che queste case cedono, si muovono, molti proprietari hanno a disposizione, non sono smontabili perché hanno i pezzi numerati che possono essere smontati, hanno a disposizione un crick per sollevare le case. Quando la casa cede si alza, si rimettono sotto un po' di mattoni e si ripiana il tutto. Ma va bene. Allora, come diceva Francesco Trovò, abbiamo cercato di dividere due angolazioni di lettura su questo tema. La prima l'abbiamo chiamata le parti del congegno. L'ipotesi è che le costruzioni veneziane siano un congegno, siano qualche cosa in cui i diversi elementi si tengono. Però cominciamo dall'analizzare i singoli elementi, a vederne le peculiarità, a vedere anche le differenze rispetto ad altri contesti. È utile vedere le differenze rispetto ad altri contesti, in primis la terraferma, perché ci aiuta a focalizzare il carattere peculiare. Vedo se è distante, se è diverso, e metto a fuoco il carattere dell'uno e dell'altro. Le parti del congegno cominciano dalle fondazioni, tema che ha studiato particolarmente Francesco Trovò, e poco posso dire, se non che, vedete, in questo caso, che aveva trovato proprio Francesco Trovò, la situazione di una fondazione, una volta messo in secca il canale, il Rio,
si vede un pancone di larice, un pancone trasversale, sotto dei pezzami di varia natura, e quindi la costruzione si imposta su questo pancone. Vediamo poi una situazione, mi pare, devo confessarvi che la lontananza da Venezia mi fa dimenticare molti nomi, per cui questo è Rio di San Barnaba, grazie, scusate. Un crollo di facciata che ha messo in luce i pali in fase di ricostruzione. Vedete che i pali sono erosi nella parte sommitale, ce ne sono altri che sono del tutto perduti, vedete una traccia di quella che poteva essere il tavolone, cioè la situazione sotto, soprattutto in corrispondenza dei rii, è delicata perché c'è un'azione non tanto solo di immarcimento, ma erosiva attraverso il trasporto del particellato che va a erodere progressivamente il legno. Questo è l'interpretazione che viene data. Leggiamo questo testo sulle fondazioni del ponte di Rialto. Si cavò sotto il comune dell'acqua per 16 piedi dalle bande per fondarsi bene. Così piantarono 12.000 pali di olmo di 10 piedi l'uno in lunghezza, così spessi che toccavasi insieme, e sopra quelli poi vi fu accomodato un suolo di tavoloni di larice a traverso, un sopra l'altro di grossezza poco meno di un palmo. Poi si incrocichiarono da ogni canto bordonali, pur di larice, lunghi più di 40 piedi l'uno, e sopra questo poi si pose la malta, e le quadrella tramezzate di grossissimi pezzi di pietra viva ben incastrati e concatenati l'un l'altro, che sono stati in tanto numero e in così gran quantità che 2 anni continui tutti i tagliapietra della città hanno avuto a vantaggio che fare, e tutte le piazze o campi che si dicano si vedevano ripieni, eccetera. È un'immagine viva della costruzione di questo ponte, che non poteva cedere, quindi doveva avere una fondazione eccezionale perché aveva una volta sopra, aveva un grande arco. Sappiamo i problemi che ha avuto il ponte di Calatrava, perché ha avuto piccoli cedimenti. Un arco di pietra non poteva cedere, quindi doveva avere una fondazione eccezionalmente stabile e importante. Scusatemi la vanità, ma questo è un testo scritto da un mio antenato che faceva il notaio a Venezia alla fine del Cinquecento, anche se il libro è ristampato più tardi, una vanità. Però la descrizione è viva. I mattoni di Venezia sono un mondo straordinario. Sono un mondo straordinario perché non sono mattoni di Venezia. Si comincia con i mattoni romani, questo è un classico sesquipedale, il mattone romano da un piede e mezzo, cioè 44 centimetri per 29, in un muro di cinta. L'ho trovato anche questo, mi ricordo, Francesco trovò, e quel giorno abbiamo quasi fatto festa perché era il primo che trovavamo in giro per i muri della città. Ci sono ovviamente pezzami di mattoni, e è un tema che ha approfondito poi particolarmente Paola Squassina, e che credo ne parlerà anche nei suoi interventi. Ma i mattoni di Venezia sono particolari perché? Perché Venezia evidentemente non ha bisogno di mattoni fino a tutto il 200, mentre dalle altre parti si costruivano grandi fabbriche, pensiamo a Verona, pensiamo a tutta la pianura padana, le grandi città della pianura padana. Quindi arriva tardi al mondo del mattone, e arriva con un ritardo anche tecnologico, tanto che i primi mattoni veneziani sono, diciamolo pure, particolarmente mal cotti e diciamo così, mal miscelati. Hanno degli stranissimi grumi che li rendono del tutto particolari. Questa è un'altra immagine, siamo io e Francesco Trovò che facciamo il campione all'interno del campanile di San Geremia, che ha la parte della cella tutta con mattoni romani sesquipedali, rettificati con questo sistema a strigilatura o a chevron, come lo dicono i francesi, non ho mai capito perché, che è il modo per regolarizzare i mattoni di recupero e renderli più adattabili a un contesto unitario. A un certo punto i mattoni di recupero non bastano più, come in tantissime realtà, però a Venezia ce n'è un bisogno a questo punto enorme. Qual è il momento? È sicuramente il 200. All'inizio del 200 ci sono i primi statuti dei fornaciari che definiscono
alcuni aspetti della produzione, ma il 200 è un secolo particolare sul quale vale la pena di riflettere, perché nel 1204 Venezia è andata a Costantinopoli, si è portata i cavalli, ha portato pietre, ha portato marmi, ma secondo me ha portato anche usi tecnici e maestranze. È molto probabile questo. Questo tipo di mattone sottile, aggiunto alto, in altri contesti non si trova mai nel 200. È un mattone, diciamo, alto medievale, se non tardo romano, un muro che ha aggiunti dai 3 ai 4 centimetri, mentre è un tipo di costruzione che si trova frequentemente a Costantinopoli, in ambito, diciamo, bizantino, scusatemi la genericità. Questo è un muro all'interno della scuola grande di San Giovanni Evangelista, nella parte vicino a Palazzo Badoer, e questi sono probabilmente i più antichi mattoni veneziani, di produzione veneziana. Vedete, sono eterogenei di cottura, di impasto, sono piccoli, mattoni da 23-24 centimetri, e hanno appunto questo giunto assolutamente alto. È un giunto di malta, forse realizzata a caldo, forse con tecniche particolari, perché far fare presa a un giunto di 4 centimetri non è scontato. Con le calci attuali sarebbe piuttosto difficile. Quindi è probabile che ci fossero degli accorgimenti costruttivi particolari. Vediamo che anche il giunto è rifilato, per cui il muro era curato. Era un muro che poteva rimanere a vista o essere intonacato, ma era un muro comunque molto finito, e questa è la tecnica di finitura muraria che dura almeno fino alla metà del 400, e di cui Paola Squassina ha fatto nel libro un bellissimo catalogo tratto semplicemente dall'osservazione della chiesa dei Carmini, che ha un campionario straordinario di murature dal Medioevo in poi. Una di quelle murature che è più, ecco, per dare l'idea del differenziale che c'è a Venezia tra mattoni, in altri contesti si sviluppa una tecnica di datazione che si chiama mensiocronologia. Si studiano le misure dei mattoni e si riescono ad associare attraverso un insieme di ricerche ad un dato periodo storico. Quindi dimmi che misura sei di mattone e ti dico più o meno in che epoca è stato realizzato il mattone stesso. A Venezia non è possibile, perché, e l'abbiamo verificato, perché i mattoni a Venezia vengono da tanti posti, non riuscivano a farne abbastanza, li comperavano di qua, di là, da Loreo, da Treviso, forse anche da Ferrara, quindi questi importavano i formati dei luoghi di provenienza, facendo, come si dice, una gran confusione in termini di misure, e questo li rende difficili da riconoscere, ma sarebbe un campo di studio straordinario, perché noi sapremo oggi riconoscere le argille di provenienza dei diversi mattoni se soltanto ci applicassimo un po' in questo tipo di ricerca. Ecco, questi sono i due estremi. Il grande mattone gotico, delle grandi fabbriche gotiche, un mattone molto spesso che raggiunge quasi gli 8 centimetri e che si trova tra la fine del 300 e la metà del 400. I nostri studenti lo chiamavano affettuosamente il goticone, era un linguaggio che a quel punto era andato, si era, come dire, consolidato. Mentre questo è il mattone piccolo, l'altinella. L'altinella è il mattone più piccolo che si dice di derivazione romana, in realtà i romani lo usavano per fare pavimenti. Questo che è qui, credo nella mia mano, faceva parte della mia collezione che ho donato al laboratorio dei materiali dello IUAV, trovato in uno scasso insieme a tanti altri in campo San Zan-de-Gola, ma sono gli stessi che c'erano in piazza San Marco e di cui è conservato un campione credo dentro il Palazzo Ducale o San Marco, non mi ricordo. Ecco, quindi la differenza volumetrica tra l'uno e l'altro è di circa 7 volte. Quindi sono mattoni che variano, che non danno un appiglio preciso di datazione. Ecco, qui li vediamo in altra forma ancora, ma anche le altinelle cambiano. Dalla più piccola si dice 16 cm per 9 per 7, 8, fino, forse no, 5, 6, fino all'altinellone, che è il mattone, abbiamo capito essere il mattone di raccordo con i grandi mattoni gotici, cioè è l'ultima altinella che serve a fare certe lavorazioni particolari nella muratura gotica che ha mattoni molto spessi, e quindi è piccola di formato ma funziona come altezza nei corsi.
E quindi anche questa era una serie faticosamente ricavata. Adesso io vi chiedo, c'è un piccolo museo della cultura costruttiva a Venezia da qualche parte? Ecco, secondo me è una grave mancanza. Secondo me è una mancanza piuttosto seria, è una città che ha tutto questo materiale ancora a disposizione e questa ricchezza in ogni dove, che si va, ahimè, perdendo giorno per giorno nei lavori, eccetera, eccetera. Le altinelle sono quelle che la fanno da padrone tra la fine del 200 e buona parte del 300. Questa è una biforina molto ben conservata in un angolo nascosto di Calle Marcona, dietro Ca' Foscari, e vedete che ha l'arco, diciamo, a schiena d'asino, l'arco rialzato, e i mattoni sono usati sia per la ghiera d'arco che per il bardellone. Ecco, questo è un muro di altinelle. Vedete che le altinelle però hanno un piccolo problema. Sono piccole, è difficile ingranarle. Pochi sono i mattoni che entrano dentro in chiave, quindi sono messe per fascia, e questo ha una conseguenza. Il muro tende a separarsi o a essere separabile tra la parte di paramento e la parte del nucleo. E questa è una cosa a Venezia piuttosto seria, piuttosto grave. Questi sono appunto alcuni, ecco, questi sono quelli di San Zandego, vedete che sono addirittura ridotti di altezza e consunti dall'usura in superficie. Ecco, per confronto, questo è un muro bizantino a Costantinopoli, un muro credo del VI secolo. Vedete l'altezza dei giunti, la presenza di una tessitura su tutto lo spessore, ma giunti che sono in realtà delle piccole bancate costruttive, sono dei veri e propri getti di malta, quindi è una cosa a metà strada tra l'allettamento del singolo mattone e l'opus cementicium diciamo di derivazione romana, in cui si gettava caoticamente un materiale che poi faceva una presa idraulica formidabile in rapporto alle sue caratteristiche. Questi sono altri elementi sempre di Costantinopoli, di cui all'interno della Porta d'Oro, in cui vediamo delle assonanze. Mi piacerebbe molto che queste cose si potessero studiare. Questa è all'interno del campanile di San Nicolò dei Mendicoli, una bellissima torre duecentesca, costruita molto, molto, molto bene. No? Ecco, vedete, qui siamo nella chiesa dei Servi, in corrispondenza forse di un antico rosone, e vedete come il muro sia fortemente eterogeneo, con materiali di recupero, come la tessitura lascia desiderare, proprio per la piccola dimensione del mattone, che dà grande spazio alla malta. La malta, per quanto forte, è l'elemento debole di questa struttura, e quindi non c'è qui quel carattere fondamentale della muratura veneziana, che è la sottigliezza, l'efficacia, la perfetta congiunzione dei paramenti. Non c'è muro a sacco a Venezia, cioè non c'è, ma in qualche caso sporadico e diciamo così, vorrei dire fraudolento, perché il muro a Venezia deve essere sottile, penso l'abbia detto anche Mario Piana, perché deve pesare poco, deve avere una grande efficienza. Essendo sottile può avere degli altri inconvenienti, che è quello dell'instabilità, perché è un muro che fare un muro di 15 metri di altezza che parte da 4 teste, quindi 40 cm, e arriva a 2 teste, quindi 30 cm al massimo, significa fare delle strutture estremamente snelle, e questo ha un significato. Ecco, vedete il lavoro a bancata, significa che si mette il pezzame, poi si fa un getto di malta sopra, poi si rimette l'altro pezzame, non si mette mattone per mattone con la propria malta. È a metà strada tra, come dicevo prima, tra la tecnica romana e una tecnica più tarda. Questo è il rischio che si corre, questo è l'arsenale, è la separazione del paramento, fenomeno a Venezia rarissimo, che si verifica soprattutto nelle altinelle, perché sono poco ammorsate col nucleo murario. Quindi riguarda più le costruzioni, diciamo, 3-400esche che non quelle più tardi. Ecco, questi sono alcuni degli studi, non so chi l'abbia fatto di noi, ma che fanno capire come il muro perfetto sia un muro che deve avere una chiara concatenazione tra elementi di fascia e elementi in chiave o di testa, che entrano dentro e si ammorsano nel nucleo. A Venezia questo ammorsamento è totale, per cui un paramento si ammorsa con l'altro. Questa invece
è un modo per spiegare, questo è il campanile di San Nicolò a Treviso, che ho avuto modo di studiare, e vedete una torre trecentesca in cui si vede il sistema della bancatina di getto, il posizionamento dei laterizi a malta fresca, il nuovo getto soprastante, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una tecnica che assicura, se la malta è di qualità, una notevole capacità di concatenazione tra i paramenti murari opposti, e nelle epoche più antiche sicuramente veniva utilizzata. Allora, Venezia deve avere lame sottili, devono pesare poco. Questo che cosa significa? Significa che qualsiasi piccolo scostamento dalla verticale o comunque da una situazione di confinamento degli spostamenti è pericolosa. Lo è dovunque, però lo è in particolare a Venezia, perché i muri sono più sottili. Allora, una delle cose che passa poi inosservata, ma che ha una grandissima importanza, anche questa l'aveva studiata Mario Piana negli anni '80, facendo dei bellissimi disegni su questo tema, è il tema dei concatenamenti, che a Venezia sono chiamati fiube, fin dai documenti del 300, ossia fibbie. È uno degli elementi fondamentali della costruzione veneziana, perché all'interno di questi elementi in pietra c'è in realtà un'arpese, che questo è un edificio sulla Giudecca, questo lo riconoscete, è il fonte del Meggio, se non ricordo male. Queste pietre in realtà sono delle chiavi di tirante che trasferiscono alla muratura, che applicano alla muratura il contenimento dato da un elemento metallico che si collega al solaio interno. E sono una cosa fatta appunto così, una manina che può stare all'esterno, che può stare all'interno, e la troviamo fin dalle epoche più antiche. Ecco, qui dentro sappiamo che con ogni probabilità c'è l'elemento metallico che concatena, siamo Santa Maria Mater Domini, è un luogo straordinario, e questi elementi sono lì da quando sono costruite quando è costruita questa tetrafora, cioè ragionevolmente dagli inizi del 300, dalla fine del 200, non mi addentro in queste datazioni, però da sempre, mai sono state mosse, lo vediamo da come sono integri i mattoni intorno, quindi è una cosa che nasce con la costruzione, messa insieme in opera con la costruzione. Ora, come vedremo dopo, questa tecnica dura almeno dalla metà del 200 fino al 1910, 1915, cioè troviamo questo modo di contenere lo spostamento dei fronti ancorandoli all'interno in tutte le costruzioni fino a Novecento inoltrato, fino alle prime costruzioni in cemento, con parting cemento armato. Quindi vuol dire che c'è una costanza tecnica che a Venezia viene data assolutamente per assodata. Queste cose servono e si fanno, ce ne sono centinaia di migliaia probabilmente nella città. Ora, la cosa che stupisce è che adesso ovviamente questi poi hanno dei problemi, perché il ferro si ossida in ambiente lagunare, quindi spesso spacca la pietra, allora cercano di capire come fare. Questo probabilmente è uno dei primi esempi siamo all'interno del campanile dei Gesuiti, un campanile a doppia canna fantastico, bellissimo, che abbiamo avuto modo di esplorare sempre in quel gruppo di Indiana Jones veneziani, e vedete che ha un elemento di legno che poggia su una pietra, e evidentemente questo elemento in ferro concatena, dando un elemento resistente a trazione, la pietra con il legno, e solidarizzando le due murature, impedendo che abbiano degli spostamenti relativi. La cosa interessante è che questo è un legno di rovere. A Venezia il rovere è proibito, è il legno dell'arsenale. Se trovate un legno di rovere a Venezia fate i salti di gioia, perché è una cosa estremamente rara, in quanto era il legno riservato all'arsenale dal 400 per legge, ma anche in tutta la terraferma. Ma se ne trovate qualcuno, evidentemente è prima dei primi bandi che impedivano l'uso
del rovere nella costruzione. Difatti è rarissimo trovarlo a Venezia. Perché guardo con attenzione questa cosa? Beh, perché è fatta così, vedete, ragionevolmente fatta così. La trave, l'elemento, siamo all'interno di un fusto di questo tipo qui, e questo è l'interno della, diciamo, il vano aperto del campanile dei Gesuiti, quindi è tra, diciamo, nei camminamenti a scala laterali che si sviluppano queste cose qui, no? Guardate questa cosa qui, sapete che cos'è? Gli assomiglia un po'. È l'interno della torre di accesso ai matronei di Hagia Sophia. Per me gli assomiglia, però insomma sì, i Gesuiti sono di quell'epoca lì, i campanili dei Gesuiti. E ad Hagia Sophia, o comunque in giro per Topkapi ed altro, trovi queste cose qui, cioè trovi il ripartire, diciamo, la sollecitazione che può essere data dal tirante su un elemento in pietra. È una tecnica quindi che da qualche parte deve venire, secondo me. Potrebbe esserci un influsso, diciamo così, legato a maestranze che vengono da Costantinopoli in quel periodo fondativo per la costruzione veneziana, ma questa è una di quelle ipotesi non dimostrabili, ma che mi piace di raccontare. Ecco, qui siamo con tutti questi elementi, ne vediamo tanti, ecco, vedete la manina, vedete addirittura in questo caso si prendono delle cuspidi di archi gotici per farli diventare la manina, oppure si prendono degli archi gotici, degli elementi, dei conci d'arco, eccetera, eccetera. Ecco, questa è l'ultima, una delle ultime, penso ce ne sia una ancora successiva, vedete, parti in cemento armato, siamo in Rio Marin, e le fiube. Cioè, è una compresenza tecnica incredibile, che questa cosa duri 700 anni, perché sono 700, non uno di più, non uno di meno, è qualcosa di singolare. E poi a fronte del fatto che se io guardo in terraferma veneta, e la conosco un pochino la terraferma veneta perché da lì vengo e l'ho studiato un po', ce n'è qualcuno a Treviso in edifici costruiti da veneziani, ce n'è uno strano a Gemona che gli assomiglia ma non è proprio così, una casa in via Bini, una casa trecentesca in via Bini, che è una delle pochissime che ha resistito al terremoto del 1976, eccola qui. Quindi è un endemismo veneziano, non voglio dire esclusivo, ma pressoché esclusivo, e di questo bisogna tener conto, perché vuol dire che c'è questo ambiente tecnico che non si mette mai in discussione per 700 anni e continua cambiando qualche cosina. Se la fiuba sta dentro, se l'innesto sta fuori, perché magari vedono che si ossida, e quindi con cambiamenti piccoli, significativi, quasi impercettibili, che nel corso dello studio abbiamo cercato di evidenziare, in angolo, no? Adesso direte che sono esagerato, però ecco, come funzionano questi? Funzionano mica mandando dei grandi tiranti sul muro di spina come si fa in terraferma. Mandano dentro delle braghe di metallo da 1 metro e le ancorano con dei chiodi sui panconi del solaio. Quindi il solaio fa da corpo resistente e ripartisce tutto intorno le eventuali sollecitazioni o spostamenti fuori piano dei muri esterni. È una tecnica semplice che può essere realizzata in questo modo solo in fase di costruzione, non può essere fatta dopo, e quindi quando questo elemento entra in crisi, ecco vedete questo elemento qui, quando questo elemento entra in crisi viene meno un elemento fondamentale diciamo così, non solo della concezione strutturale, ma concretamente del funzionamento della struttura. Ecco, poi queste cose si mettono in posizioni distanti dai muri, perché quello che è importante è tenere il muro libero, dove può spanciarsi, dove può veleggiare all'esterno, e quindi si mettono generalmente in posizioni anche angolari. Questi sono trovati, credo, al Palazzo Pisani col georadar, no? Quindi non li abbiamo visti, li abbiamo sentiti con uno strumento particolare,
eccoli, e li vedi sotto i pavimenti in calciopesto, che diventano quindi una sorta di solettone che impedisce gli spostamenti fuori piano, ma che contemporaneamente consente gli spostamenti nel piano. Questa è una cosa piuttosto importante, perché lavorando in campo sismico un pochino, in campo sismico ti dicono che il meccanismo di primo modo, quello che ti porta al ribaltamento con sollecitazioni diciamo 0,4 rispetto alla forza di gravità, è quello di ribaltamento. La facciata va giù così, no? Per fare un lesionamento a taglio di un muro significativo serve 0,8, il doppio, cioè la prima sollecitazione che causa danno gravissimo all'edificio è quella ribaltante delle facciate. Questi sono elementi che contrastano il ribaltamento, quindi vanno a prendere quella vulnerabilità e la contrastano in modo molto mirato ed efficace. Dopo ritorneremo sul tema. Sulle fiube, secondo me, mentre nel Medioevo te le piazzavano lì in facciata, vedi queste pietre bianche, poi con il Rinascimento fanno dei ragionamenti che secondo me hanno un reciproco, hanno un'osmosi diciamo così, di soluzioni. Qui siamo dietro il Palazzo Ducale, guardate questa cornice, questa è una fiuba, cioè la cornice esterna diventa il posto in cui si piglia la mano della braga interna, e sicuramente ce ne sono altre, questa è messa in evidenza dal degrado. Ma guardate le fabbriche di Rialto. Allora, uno si chiede, ma non è che hanno messo lì quelle cornici perché gli servivano anche per tenersi con le... Cioè, fino a che punto c'è l'opportunismo di mettere la braga sulla cornice, che già si voleva fare, oppure si mette la cornice perché così gli si può ficcare meglio la braga? Non so se mi spiego. C'è questo dubbio diciamo di interpretazione. Poi purtroppo succede che queste cose si ossidano, il ferro ossidandosi aumenta 7 volte di volume e spacca, rompe e causa danni a volte molto molto gravi, no? E quindi abbiamo ecco, guardate, un danno latente. Sono stato qualche anno fa sui ponteggi del Colosseo, nelle parti basse quelli che spogliavano gli elementi in metallo e facevano quei buchi molto cari a Piranesi, hanno tolto il piombo seguendo il canaletto e poi il ferro. Nelle parti alte non ci riuscivano perché era troppo difficile, e allora nelle parti alte ancora adesso, a distanza di 2000 anni, ci sono queste braghe interne che spaccano, ti fanno la cricca nell'elemento a 30 metri di altezza che rischia di cadere. Io ne ho viste 2 che si staccavano così, e che con delle lame terrificanti che se cadono da 30 metri su un povero turista evidentemente non fanno bene. Ecco. Allora poi queste braghe si degradano e allora viene fuori il sistema, il piano B. Le braghe vanno messe a vista e si inseriscono nella parte sottostante in questo modo, oppure addirittura come questa fabbrica realtina, andando via di brutto e mettendo dei grandi tiranti. Quindi prendendo possibilmente la posizione di prima, ma lavorando in modo diverso. Quindi Venezia è un posto in cui il ferro che era un elemento costoso, il ferro viene usato con dovizia, ma in modi molto molto accurati e precisi. Guardate questa braga che tiene l'angolo, che rischia di aprirsi, e che quindi va a collegare questi 2 elementi lignei. Oppure questa cosa dell'arsenale, che non so quando sia stata fatta, ma che ti dice un principio simile. Oppure questo sistema di tenere le angolate o le aperture tra loro con un ferro piombato da una parte e dall'altra. Andate in giro, non ne vedete di queste soluzioni. Sono soluzioni bellissime, efficacissime, perché confinano lo spostamento. Secondo me sono pressoché esclusive di Venezia, io non le vedo in giro. Vedi, oppure queste cose, io tengo te, tu tieni me e viceversa, no? Hai guardate queste cose qua, non è detto che siano, è una cultura tecnica che bisogna non perdere. Adesso le facciamo ahimè in acciaio inossidabile legate con la resina, mi dispiace un pochettino, ma insomma vabbè. Ecco, qui siamo sulle procuratie vecchie, una giornata di acqua alta spettacolare, e vedete anche le procuratie vecchie hanno questo sistema.
Queste sono delle braghe che vanno a prendersi nel cornicione, cioè è tutto legato, tutto si tiene, con cose messe all'inizio, perché queste non potevano non essere messe all'inizio, oppure messe anche dopo, ma il principio è sempre lo stesso: impedire gli spostamenti, l'apertura del guscio della costruzione, la quale costruzione può pure spostarsi in verticale, non succede granché, ma non deve spostarsi verso l'esterno. Questo è uno degli elementi fondamentali. Il legno, vedo a che punto siamo. Il legno a Venezia è fondamentale, e anche il legno crediamo che sia come dalle altre parti, no. Questa è una cosa in quel posto straordinario che è il vivaio che c'è dietro la Scuola Grande della Misericordia. C'è il vivaio col campaniletto tutto fatto di altinelle, molto ben mantenuto, perché serve come antenna telefonica, non so se lo sapete. Le antenne telefoniche sono utili alla conservazione dei campanili. A Venezia ci sono questi elementi, forse ve ne ha parlato anche di questo Mario Piana, che sono dette reme, sono elementi lignei che stanno sul muro, dentro il muro, generalmente all'appoggio delle travi. Venezia, avendo muri sottili, ha un problema: deve evitare i carichi concentrati, deve distribuirli il più possibile, seminare il carico, evitare il punzonamento localizzato. E per ridurre questo rischio, da un lato fa delle strutture, diciamo così, che non abbiano gerarchia, quindi i solai di Venezia sono quasi sempre monoorditi, travi parallele, quindi di luce non grandissima, 5-6 metri al massimo, che poggiano sulle lame murarie laterali, e in cui il punto di appoggio spesso è assistito da questo elemento ligneo, che quindi si deforma, ripartisce, gioca con la muratura e conferisce una qualche resistenza a trazione alla muratura, perché il legno è un ottimo elemento resistente a trazione. Quindi vediamo questi elementi, e anche qui, scusate le suggestioni, vado lontano, siamo in Siria, una chiesa tetraconca, o non mi ricordo come si chiama questa chiesa, che è distrutta da un terremoto di una violenza immane, ma alcune parti sono rimaste in piedi. Mi sono avvicinato a questi elementi in legno, siamo nel V secolo, VI secolo. Questi elementi in legno ancora conservati, ne ho preso un pezzettino piccolo, sapeva un profumo di cipresso, ancora a distanza di una vita, lo vedete qui, ma guardate questo, questa è una rema, qui c'è il solaio, è una soluzione molto simile a quella che noi vediamo a Venezia. Viene da lì? No, non viene da lì, però è una soluzione che si sviluppa evidentemente anche in altri contesti e che trova soluzioni fine, oppure il Tempio Nabateo, che ha tutta una cerchiatura in legno esterno. Abbiamo poi un problema particolare. Per la cultura, per tutti noi, è molto importante che i muri siano ammorsati, collegati tra di loro. A Venezia sembra che se ne freghino in molti casi, sembra anzi che questa cosa abbia un significato particolare. Qui siamo in un edificio a Cazzusto, nel quartiere di Santa Croce, che aveva una sala bizantina a L, veneto-bizantina molto, molto particolare, quindi con la pentafora su un lato e sull'altro, e che ha un muro parzialmente legato, un altro muro evidentemente di chiusura della sala che non è legato, e i due comportamenti sono, vedete, questo è addossato e questo è parzialmente ammorsato. I due comportamenti sono di questo genere: il muro non ammorsato fa così, si stacca, no? Il muro ammorsato invece fa così, si rompe, e questo è più delicato, perché questo si genera questa sorta di biella che spinge la facciata, la spinge verso l'esterno, facendo, come dire, una sorta di un elemento di questo tipo qui. Quindi sembra di capire, siccome il tema del cedimento differenziale dei muri di spina è un tema diffusissimo,
molto presente anche in grandi edifici, che ci fosse un modo diverso di fondare il muro di spina rispetto al recinto esterno, come se il recinto esterno della muratura, delle fondazioni, avesse una qualche funzione, diciamo, idraulico-strutturale, confina l'acqua e dà una, diciamo così, una chiusura complessiva all'edificio, mentre nei muri di spina la fondazione è più debole, meno ripartita, e questo dà luogo a cedimenti che proseguono nel tempo all'infinito. Ne abbiamo documentati tantissimi, ce ne sono di bellissimi, se si può usare questo termine, nel Palazzo Grimani, che deformano tutte le porte. Le prime porte sono tutte romboidalizzate in modo assolutamente caratteristico. Quindi c'è questo fatto molto importante, dopo ci ragioneremo. Ma i solai di Venezia. I solai di Venezia sono monorditi, tranne poche situazioni di grandi aule, e vi faccio vedere, non ho elementi migliori, ma uno studio fatto a Verona ormai un po' di anni fa. Vedete la configurazione degli ambienti, che sono tendenzialmente quadrati, le travi spesso, i solai sono spesso biorditi, ci sono anche monorditi, quindi hanno una trave principale e travi secondarie, quindi hanno elementi che caricano il muro in modo concentrato e altri che... le sezioni sono estremamente variate. A Venezia invece il tessuto è così, rettilineo. Pensate, se qui ci doveva essere un bordonale di legno, nella costruzione in legno andava benone perché andava via dritto. A Verona non poteva farlo perché i muri cambiano direzione con maggiore facilità. Quindi la linearità è, come dire, legata anche a questa configurazione tendenzialmente regolare e rettilinea dei muri di spina, quella di cui parlava Caniggia prima. A Verona abbiamo travi di questo tipo, questi sono solai quattrocenteschi, con travi principali e travi secondarie, poi tavolati con listelli. A Venezia il solaio tipo è questo, il solaio a pettine, regolare, a passo costante, che va da parete a parete fino alla facciata. Non poggia sulla facciata, casomai sul fianco se questo è libero, ma poggia sul muro di spina, e questo ha dei significati. Ecco, questo è uno dei solai veneziani che mi ha fatto un solaio che uno dice, boh, niente di che, questo è un solaio di rovere, questo è un solaio medievale, ma in Casa Volpe, vicino al Sestiere di Santa Croce, vedete gli elementi di intorno. Le tavole sono tavole in parte di larice, in parte di rovere. I travetti di rovere si lavorano meno bene di quelli di larice che vengono dalle segherie di montagna, e quindi sono più irregolari, non formano piani d'appoggio efficaci, e questo significa che vai meglio a usare la grande trave per fare la luce principale e le travette di elementi secondari fatte con altri pezzi di minore importanza. Quindi quando arriva all'arice o i legni del Cadore o di altre zone, cambia la costruzione veneziana. La costruzione diventa regolare, può sfruttare elementi rettilinei di grande qualità, e queste cose sono ancora quelle della costruzione. Ecco, per intenderci, questo è il contesto in cui si trova questo solaio ligneo, che è ragionevolmente del XII, XIII, insomma non credo dopo. Ecco, per fare un esempio, questi sono un solaio a Bologna, la casa Isolani, il Palazzo delle Tre Frecce cosiddetto, che ha biordito, travi abbastanza irregolari, e addirittura le tavole spesso non sono passanti, sono pezzi di tavola che passano da una trave all'altra. Pensate di avere una trave irregolare, che non ha un piano, non potete mettere la tavola su 3 appoggi, la potete mettere su 2 perché si adatta, e quindi tanto vale fare la tavola solo su 2 appoggi. Questa è una tecnica che ho trovato a Parma o altre cose. A Venezia non la trovi mai, se non forse in quel caso lì. E anche nel Veneto sono più rari gli elementi di solaio biordito. Questo è un caso a Verona spettacolare. È un solaio a trave capriata alto 65 cm e largo 16, fatto da più elementi compositi. Siamo nei primi anni del 300.
è una cosa, sembra una trave lamellare, fai fatica a vedere le congiunzioni dei pezzi. E questo è un equivalente veneziano. Siamo nel convento di San Cosme Damiano. Devono fare l'aula unica, non vogliono fare pilastri in mezzo. Allora cosa fanno? Usano un solaio monoordito di travi lunghe 11 metri e lo fanno diventare travi capriata. 45 travi lavorate a più pezzi con innesti. Vedete? Sono ancora segate ad ascia e questi sono gli innesti tra uno e l'altro, no? Ecco, vi prego di osservare questa cosa qui. Questa cosa qua sono i marchi degli zattieri. Sapete cos'è questo attrezzo? Questo è un attrezzo che ho cercato per la vita. È l'attrezzo, che non si usa più da 150 anni, con cui gli zattieri facevano quei marchi lì. È la sgorbia. È uno sgorbio. Quando si dice uno sgorbio, ci sarà un motivo? Devo confessare che l'ho trovato qualche mese fa e ho detto finalmente. Quanti attrezzi di questo tipo qui nella cultura tecnica del passato c'erano, sono perduti, non ne conosciamo più il significato, la forma, eccetera, eccetera. Però questo è un attrezzo che chiunque lavorasse il legno aveva. Quindi spero di trovarne degli altri. Non lo regalo all'archivio degli attrezzi dello IUR. Ecco, i tetti, anche i tetti seguono questa logica. I tetti seguono la logica della distribuzione dei carichi, sono reticoli. Difatti nel testo di Menichelli, non mi ricordo chi altro l'ha scritto, lo chiamiamo il reticolo di copertura, perché sono tetti che sono anche questi diversi rispetto alla terraferma. In terraferma abbiamo spesso tetti o a terziere, che vanno sui muri di spina e che arrivano a tetto, oppure capriate autonome, che sopra hanno le altre orditure secondarie. A Venezia in genere gli edifici non hanno le vere e proprie capriate, hanno un sistema a passo molto breve, come questo, in cui non ci sono vere e proprie catene, ma c'è l'ultimo solaio, quello dell'ultimo piano, che fa un impalcato, sul quale impalcato vengono messi dei travoni, delle travi, sul quale poggiano i colonnelli, che portano peso quindi, e il solaio sottostante, questo ripartisce, fa la funzione di catena della capriata, ripartisce sull'impalcato le spinte ribaltanti del legno, che evidentemente si deforma. Qui siamo in Palazzo Treves. Quindi è un concetto molto diverso rispetto al Veneto. Anche in Veneto ci sono situazioni, ad esempio questo è a Verona, un soffitto ancora trecentesco, in cui la trave del solaio biordito in realtà è la catena della trave reticolare che forma la capriata, innestata e incastrata. Una trave che lavora anche a compressione, è incastrata, quindi è in grado di reggere anche il peso, non è solo tirante. Quindi abbiamo situazioni tecniche diverse. Questo è quel solaio veronese visto da sotto. Ecco, quindi ciascun elemento di per sé considerato ha a Venezia un gradiente di diversità rispetto a quello che vediamo a 50 km, 30 km di distanza. E questo gradiente non sono solo le fiube, 100.000 fiube a Venezia contro 10 in terraferma, ma sono tutti singoli elementi. Dopodiché alcuni elementi, come l'orditura monoordita dei solai, si diffonde in terraferma sostanzialmente con l'espansione, con la conquista della Repubblica Veneta, e quindi le ville hanno un assetto che non è diverso da quello dei palazzi veneziani, tripartito o qualcosa di simile. Ecco, un aspetto particolare che abbiamo toccato senza riuscire a capirne bene il motivo è la irregolarità geometrica degli edifici veneziani. A Venezia si perde il senso della verticale, il testo scritto da Paola Squassina, la domanda, a partire da Cadario, ma tantissimi edifici hanno evidentemente delle deformazioni. Allora,
dal punto di vista, diciamo così, della ermeneutica strutturale, passatemi il termine, dell'interpretazione di che cosa è successo, uno si deve chiedere: è dissesto o è volontà costruttiva che impone una geometria non usuale alla costruzione, non verticale sostanzialmente? Allora, questa cosa ne hanno discusso all'inizio del secolo, appunto Paolo Scarsina riporta queste discussioni. Noi abbiamo cercato di, un po' positivisticamente, di andare di vedere che cosa riusciamo a capire. E abbiamo studiato alcuni edifici, abbiamo constatato che questo fenomeno è più frequente negli edifici relativamente antichi, diciamo fino al 500, una parte del 500, e genera assetti di questo tipo qui. Totalmente in entropiombo solo nella parte superiore, in entropiombo sotto e sopra, in entropiombo sopra e in fuoripiombo sotto, a spezzata, eccetera, eccetera, a scalino, in entropiombo all'interno e verticali sopra. Allora, tutte queste cose che spiegazione hanno? Pensiamo che questo qui possa avere una componente di deviazione della parte inferiore, ma in ciascuno di questi c'è un intreccio particolare tra configurazione dell'edificio e suo comportamento nel tempo. Il comportamento è qualcosa che spesso ci manifesta, ci dice delle cose della costruzione, ci dice qualche cosa dell'intenzione con cui è stato costruita, oltre che della sua funzionalità nel tempo. E questo è un punto di osservazione particolare, perché ci dice anche che chi è venuto prima di noi probabilmente ha visto gli stessi fenomeni e, siccome non era scemo, capiva che certe soluzioni andavano evitate o migliorate, e quindi ragionevolmente c'è una sorta di darwinismo in certe forme costruttive, che ha portato nel tempo a piccole modifiche a fronte di comportamenti ritenuti non adeguati. Questa è la mia collezione di ferri vecchi, è un archipendolo trovato da un fabbro che stava davanti alla scuola grande di San Giovanni Evangelista, che lo stava per buttare via e me lo sono fatto dare. Ecco, l'entropiombo è intenzionale o è accidentale, dovuto al dissesto? Questo è Palazzo Gussoni, vedete l'evidenza di un entropiombo. Intanto sono tutti entropiombi, non sono fuoripiombo, o per la stragrande maggioranza. Questo è un edificio di cui non ricordo il nome, di proprietà della Dica Foscari, e vediamo l'entità. Li abbiamo misurati un po' empiricamente, non avevamo potentissimi strumenti, però arrivavamo ad entropiombo di 38 centimetri, non è poco se consideriamo lo spessore murario veneziano. Questo è l'edificio, non mi ricordo come si chiama. Vabbè. Cosa ci ha convinto che ci fossero degli elementi di intenzionalità? Osservavamo che i ritti delle finestre, delle monofore e delle polifore del piano nobile erano generalmente molto inclinati, mentre spesso nella parte inferiore l'inclinazione era minore. Allora abbiamo guardato i davanzali e ci siamo resi conto che i davanzali, al di là di una lieve inclinazione che potevano avere verso l'esterno per far uscire l'acqua, normalmente, avevano in corrispondenza dei ritti una sorta di piccola, un piccolo risalto scavato, intagliato nel pezzo del davanzale, che era inclinato, per far sì che il ritto potesse andare su con l'inclinazione giusta, cioè inclinato. Questa per noi è la prova, è la prova provata che lo facevano apposta. Vedete questo risaltino qui che cessa all'interno e che lascia comunque un certo margine all'inclinazione per lo sgrondo dell'acqua, è presente in molti edifici tardogotici. La zeppetta, come l'abbiamo chiamata. Ecco, poi ci sono dei casi come questo Palazzo Soranzo, che non ammette tante discussioni. Questo edificio qui ha una situazione che rientra in entropiombo su 3 lati, quindi non può essersi, come dire, compresso, perché non esiste. L'elemento centrale si accorcia nella zona superiore. Quindi o lo fai così, o non può essere che si comprime, no?
È vero, l'abbiamo studiato, c'ha un piccolo cedimento nell'architrave che si è allargato di 2 centimetri, ma non è che così motivi, ecco questo architrave qui, no? Sono tutti pezzi costruiti con questo assetto, vuol dire che lo volevano proprio fare. Arriviamo a entropiombo di 47 centimetri, non sono pochi, soprattutto in una situazione che a questo punto ha un assetto quasi piramidale, tronco piramidale. Qui vediamo diciamo così, le sovrapposizioni delle linee di piano, per cui l'edificio è fatto sostanzialmente in questo modo, e questo ci dice che un certo numero di edifici erano costruiti con una geometria irregolare intenzionale. Non abbiamo la minima idea di che cosa questo significhi. Ce ne sono poi che hanno diverse situazioni, che in epoche successive hanno cercato di modificare e quant'altro, ma va bene. Tiro un pochino via perché vedo che stiamo andando avanti. Ecco, scusate. Ecco, guardate, questo è un albergo a Cannareggio, un edificio gotico trasformato in albergo, scusate il lapsus. Ecco, la zeppetta. Questo è abbastanza chiaro, ma anche le procuratie vecchie hanno un entropiombo. Questo è il Palazzo da Mula, che ha un entropiombo nella zona basamentale, come se avesse una sorta di contrafforte, forse una cosa del tutto diversa da quelle che abbiamo visto a Venezia. Non voglio provare a dare spiegazioni, vorrei che chi continua a lavorare su questi temi ci ragionasse, però credetemi, noi abbiamo trovato la prova che è così, che c'è un'intenzionalità e almeno in un certo numero di queste cose in fuoripiombo, in entropiombo. Ecco, il congegno delle parti e la concezione strutturale. La concezione strutturale è un'ambizione un azzardo parlare di concezione strutturale, perché certamente è il riflesso e la maturazione progressiva di un ambiente tecnico che arriva a concepire la costruzione e il rapporto tra le sue parti e il suo modo di stare progressivamente nel tempo, in qualche modo facendolo diventare un elemento immanente alla costruzione, non espresso ma assolutamente condiviso. È qualcosa che fa parte, come dire, dell'antropologia edilizia probabilmente. Il congegno delle parti è appunto come le parti entrano in gioco tra di loro, e questo richiama da un lato l'interpretazione, il cercare di capire, e dall'altro il senso per chi lavora su questi oggetti qui di capire che qualsiasi elemento della fabbrica è una parte di un discorso, di una coerenza, e che quindi modificarla richiede di entrare quantomeno in questa coerenza, o quantomeno di interpretarla efficacemente, non di entrare in modo indifferenziato, indifferente. Quindi non è, cioè fino all'Ottocento non si parlava di concezione strutturale, cioè l'edificio era struttura e architettura insieme, poi con l'acciaio, col cemento armato, le cose possono un po' separarsi, no? E quindi c'è una relativa indipendenza, interdipendenza tra struttura ed elementi di finitura e architettura. Ma Vitruvio parlava di ratio firmitatis, la ragione della solidità. Per me non è solo appunto la firmitas è una specie di oggetto monumentale, la ratio firmitatis implica un pensiero, indica una consapevolezza che poteva essere data dall'ambiente, poteva essere appresa, ma era qualcosa di rilevante. Ecco, Venezia deve potersi assestare, deve potersi muovere, quindi rifugge tutto ciò che è rigido. Questo caso, una casa che nasce evidentemente su pilastri con un bordonale, con una trave esterna, guardate cosa succede a questa trave. Si schiaccia, si deforma, però l'edificio sta su. All'interno, a parte che gli hanno tagliato una mensola per fare la finestra, guardate lo stesso, è evidentemente una cosa gotica, no?
Guardate invece cosa succede nel Cinquecento quando arrivano diciamo, i belli imbusti, li chiamo così, appunto del Rinascimento, e vogliono fare una bella cosa all'antica, una bella cosa in pietra. E il loro architrave corrispondente in pietra si lesiona in un modo talmente efferato da renderlo diciamo così, una sorta di monumento all'effetto disastroso di un cambiamento. Guardate come si deforma questo architrave, si rompe in 7-10 pezzi, spinge di qua, va di là, diventa inefficiente, richiede grappe da tutte le parti. Questo non è solo un architrave, è un'idea di assestamento e di materiali capaci diciamo di duttilità, anche se il termine di relativa elasticità, all'interno di un contesto che comunque è in grado di assestarsi entro certi limiti, ma ritrovando poi questa sorta, un termine che non esisteva quasi ai tempi nostri, la resilienza, mancava. Cioè quando abbiamo fatto il libro non era di moda questo termine, però è evidente che si ritrova un equilibrio anche dopo un dissesto significativo, cosa che invece non succede nelle strutture fragili, come appunto questa. Ecco, la questione questi sono i solai gli strati di Cociopesto, so che ci sarà una lezione di Lorenzo Lazzarini su questi temi, molto importante. Come funzionano queste fiube? Qualche anno fa, dopo il libro, insieme a Luca Scappin e dei colleghi architetti, siamo andati in un edificio in cui era stato tolto il pavimento al piano nobile e si vedono le fiube che entrano dentro. Le fiube sono distribuite appunto sui riti murari tendenzialmente, non sotto le finestre ma ai lati, e guardate, a me viene in mente, scusatemi la banalità, mi viene in mente Gatto Silvestro, no? Quando con le unghie cerca di tenersi, il chiodo esce, rifolla, si deforma ma tiene. Per me è un monumento una cosa così, nel senso che ti dice di una capacità di resistenza minuta, diffusa, umile se vuoi, ma efficace. Poi in centro che cosa c'è? Ci sono delle braghe, ma perché mettere una braga tra un solaio e l'altro dentro la casa? Perché i solai devono lavorare insieme, perché il solaio di qua deve prendersi sul solaio di là, allora lavorano insieme e basta un pezzo di ferro così per solidarizzare l'intero edificio. Adesso noi facciamo solettoni, ma guardate che una cosa del genere quei 4 chiodi che ci sono hanno una grande importanza, perché spesso sono sollecitazioni lente, non violentissime, e quindi vanno contrastate diciamo sul nascere progressivamente. Poi però succede questo. Questa è casa mia, la mia casetta veneziana, la fiuba è andata, come si dice, a remengo. Si è ossidata, si è rotta e quindi è inefficace, quindi bisogna sostituirla. Questa è una fiuba antica, vedete il pignone esterno, e questa è una fiuba nuova, ahimè un po' più deboluccia qui, che non va tanto bene, perché insomma. Ecco, all'interno di questa concezione mobile, ma che ha dei punti fermi, dei confinamenti, hanno un ruolo importante le strutture che noi tendenzialmente chiamiamo non portanti. Sono le strutture di scorzone, le strutture secondarie che pesano poco e quindi possono essere messe anche sui solai, non hanno bisogno di un elemento sottostante, sono le prime che vengono spazzate via nel corso dei restauri, spesso prendono dei carichi, per cui succede che sopra si assesta tutto e bisogna starci molto attenti, ma hanno un comportamento elastico per natura, non le tiri via facilmente, cioè le demolisci con qualche colpo di motosega, però hanno una capacità di solidarizzare i solai, di solidarizzare le pareti, diciamo così, di invischiare qualsiasi movimento l'edificio si mette in testa di avere, che le rende degli elementi assolutamente importanti in quest'idea di comportamento solidale, ciascuno con ruoli diversi all'interno della fabbrica. Ecco, questi sono... Tornando alle fiube, guardate dove vengono messe. Qui c'era una canna fumaria, la fiuba viene messa di qua e di là.
Perché? Perché la canna fumaria è il punto debole della costruzione del muro e quindi può spanciarsi verso l'esterno. Se io tengo gli estremi qui, vincolo nel punto più debole in cui più facilmente può verificarsi il fuoripiombo. Capisco che devo finire per qualche motivo. Ecco, questo disegno molto brutto, ma spero efficace, vi prometto che sto per finire. Questo disegno che dicevo molto, molto schematico vi dice cosa succede se un fronte viene vincolato solo alle estremità oppure in corrispondenza dei muri di spina, come spesso succede nelle costruzioni di terraferma o magari alle estremità. Se viene vincolato, ma più viene vincolato diffusamente e più la luce, questa possibilità di inflessione del pannello murario si riduce, perché si riduce la dimensione del pannello e quindi gli spostamenti sono progressivamente ridotti a piccoli spostamenti, e questo è quello che succede nel sistema a fiube veneziano. Tanti punti diffusi sulla facciata al di fuori dei muri. Questo è un sistema pregevole che, ripeto, ha solo Venezia. Trovatemi un altro posto in cui c'è. Il muro di spina cede. Non sembrano preoccupati i veneziani, perché hanno continuato a farli cedevoli per tanto tempo. Ma cosa succede quando il muro di spina cede rispetto ai muri perimetrali? Succede che il muro, se è ammorsato, si lesiona ad arco, forma un grande arco, diciamo, di lesionamento. E questo arco può essere un po' pericoloso perché spinge sulle pareti esterne. Però guardate cosa succede quando ha la fiuba nel posto giusto. Questa è la condizione normale. Quando il solaio si abbassa, la fiuba tira e contrasta questo. Cioè va in coazione, lo trattiene, lo tira. Questa cosa è abbastanza evidente, ad esempio, all'interno di Palazzo Grimani, che questo fenomeno ce l'ha. Guardate quanto è sceso qua il muro, cioè è sceso di 20 centimetri forse, no? Gli hanno messo il tirante, gliene hanno messo uno, hanno messo un chiodo sbagliato e il tiro ha rotto la trave, vedete? E allora gliene hanno messo un altro in posizione più favorevole, cioè il tiro ha letteralmente sezionato la trave. Cosa servisse questo sistema? Come funzionasse un cantiere organizzato in questo modo è da cercare di capire. Per confronto vi faccio vedere una villa nel Basso Vicentino, il Palazzo delle Trombe, per il quale si è fatto il nome di Michele San Micheli. È un edificio finito all'esterno e sorprendentemente non finito all'interno. Vai dentro e ti trovi un cantiere abbandonato. È una cosa spettacolosa. Ha il tetto, il solaio inferiore, le predisposizioni per i solai intermedi, ma non ha i solai. Il che vuol dire, come avevamo capito anche con una collega qualche anno fa, Ilaria Cavagioni, lavorando a Villa Saraceno, che in terraferma prima facevano i muri, arrivavano al tetto, coprivano e poi lavoravano dentro. Le volte, ad esempio, le fai se sei al coperto, se no la prima pioggia ti butta giù la volta, perché la presa della calce aerea è lenta e quindi ha bisogno di un tempo di maturazione adeguato. Quindi questo torna perfettamente con l'idea di un cantiere che prima si mette in sicurezza all'interno e poi prosegue dal basso verso l'alto. A Venezia questo non è possibile, perché i muri sono molto sottili, perché le fiube devono ancorarsi sui solai, le fiube servono al tempo stesso per ancorare i muri in fase di cantiere, quindi diventano una sicurezza contro i crolli in fase di cantiere, però significa che l'acqua la prendono. Quindi andrebbero capite queste cose, perché sono dei differenziali abbastanza rilevanti. Ecco, guardate il tetto spettacoloso di questa villa del Palazzo delle Trombe, un tetto a vere capriate, non come quelli veneziani, che sono invece diversi per natura. Poi ci sono tanti altri elementi, ma penso che sia bene finire qui. Io credo che Venezia sia un contesto in cui c'è molto da studiare, c'è molto da ricercare. Gli artigiani che frequentano queste materie sono in qualche modo fortunati, perché Venezia è uno dei più grandi centri storici del mondo
è tutto sommato ancora uno di quelli meglio conservati, e i suoi segreti ancora non sono stati restituiti, perché sì, si fanno degli approcci, penso al bellissimo libro di Ennio Concina, Pietre, Parole, Storia, in cui studia i documenti e ti trova la traduzione di forse 1 migliaio di termini, alcuni dei quali non si capisce proprio cosa significhino. Quindi c'è un ambiente tecnico che ancora ci sfugge, i documenti sono relativamente rari, in una tesi di laurea di un po' di anni fa avevamo studiato dei documenti, dei conti di fabbrica trecenteschi, sono elementi che possono costituire un tassello per dare una lettura delle consapevolezze con cui operavano queste maestranze e per cercare di capire come ci si può confrontare con loro, con le opere dovute al loro magistero, con i comportamenti nel tempo di queste opere, ritrovando una continuità. Venezia è il luogo della continuità, 700 anni di Fiube. Grazie. Grazie davvero per questa straordinaria carrellata di suggestioni, di riflessioni che esprimono di fatto un lungo percorso fatto di conoscenza, fatto anche di curiosità. È stato evocato Indiana Jones. Questa è una condizione che dovrebbe riguardare tutti coloro che operano a Venezia, per Venezia, dagli studenti in primis, ma anche gli architetti che di fronte a elementi della fabbrica inconsueti o semplicemente curiosi si pongono delle domande, cercano di dare delle risposte per poi trasferirle alle maestranze, che sì, è vero, forse sono tra le più fortunate perché possono mettere mano alle architetture veneziane, ma sono anche coloro cui forse talvolta dobbiamo parte di questa continuità. E questo ciclo di incontri nasce proprio dall'auspicio di riuscire a ridare, a rimettere in pista quelle competenze artigiane che vacillano un po' perché dalla terraferma insomma il cantiere veneziano si è un po' annacquato, no? Oggi 2. Ecco, quindi sì, l'altra settimana abbiamo parlato di eredità, no? È questo che vorremmo mettere al centro di questi incontri, di cercare non soltanto di incrementare la consapevolezza sulla conoscenza e sulle peculiarità, ma anche di costituire questa come valore, come tesoro, che probabilmente sì, è nelle mani degli artigiani, che vanno incoraggiati e messi nelle condizioni di poter svolgere il loro lavoro insieme alle altre maestranze, naturalmente. Quindi non so se tra il pubblico ci sono delle osservazioni, se vi fa piacere intervenire e porre delle questioni. Un'idea sul perché ci fossero questi muri a dentro piombo, probabilmente ce la siamo fatta, cioè che molto semplicemente un muro che è rivolto verso l'interno, rivolto verso la fabbrica, è di per sé un muro che parte in una condizione ancora di maggiore stabilità, no? Perché se è vero che il maggior rischio è connesso al ribaltamento verso l'esterno, superare la condizione di piombo, di verticalità e partire avvantaggiati con una condizione di entropiombo può, certamente è una congettura, è una supposizione e certamente oggi sono numerose le sollecitazioni sulla opportunità di proseguire e continuare la ricerca, perché io mi rivolgo soprattutto agli studenti dell'Università UA di Venezia che sono qui. Molte domande non hanno avuto una piena risposta, ma questo forse anche il fascino di una città
quasi millenaria, no? Che abbiamo descritto. Bene, se non ci sono interventi vi ringraziamo nuovamente per la vostra presenza e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Grazie.